Questo è un libro che affronta i temi della criminologia, ma soprattutto della criminalistica, quindi quello che possono offrire le scienze forense al giorno d'oggi. È un po' una ricostruzione di quello che c'era nel passato, ma soprattutto di quello che oggi la investigazione scientifica e tecnica mettono a disposizione per contrastare adeguatamente la criminalità. Che cosa è cambiato negli anni, appunto, per quanto riguarda l'investigazione? Io direi che il secolo che noi viviamo è il secolo della rivoluzione copernicana, perché è il secolo nel quale si è passati dall'era analogica all'era digitale. Questo significa che c'è stata una rivoluzione totale. Quando entrai in polizia 35 anni fa non c'erano i telefoni cellulari e non c'erano i computer. Oggi esiste il mondo del virtuale, esiste un mondo nel quale si commette il 64% dei crimini, quindi quando 35 anni fa entrai in polizia c'erano reati che oggi sono archeologia criminale, penso ai sequestri di persona a scopo di estorsione, oggi si chiamano ransomware, e quindi già questo dà l'idea di un mondo che è completamente trasformato sia sotto il profilo della grande criminalità sia sotto il profilo del contrasto. È diventato tutto più facile? Tutto molto più complicato. Oggi seguire le scie digitali è molto più complicato che seguire fisicamente una persona. Oggi i criminali non usano più i pizzini ma usano le piattaforme criptate e quindi l'investigazione è diventata una sfida tecnologica molto complessa. Ma in questo libro si parla anche di Empedocle, perché in qualche modo, parlando dei crimini dell'odio, si parla anche di Empedocle, che è figlio di questa terra e che è stato il primo a parlare dell'odio, e per una strana combinazione del destino in questo libro si parla della teoria di Empedocle sull'odio e sull'amore, e quindi è un po' un ritornare a casa. È un libro sulla investigazione, sul mondo della investigazione, sulla investigazione vera, non quella rappresentata dai media o in televisione o dai film. È un libro curato dal vice capo della polizia, direttore della polizia criminale Vittorio Rizzi, che poi stasera è qua con noi per presentarlo, dalla professoressa Giannini, preside di psicologia della facoltà della Sapienza di Roma, e all'interno ci sono i contributi in ogni parte delle scienze criminali dei maggiori o tra i maggiori esperti di ogni settore, dalla biologia forense alla dattiloscopia, dalla psicologia forense alla chimica, insomma, tutti gli aspetti che vengono scandagliati nel mondo investigativo, e tutte perché ormai sono tutte scienze al servizio dell'investigazione e di una ricostruzione della realtà per come si è verificata, tutte tendenti a mettere in ordine logico, cronologico, il più possibile vicino al reale e ricostruire il reale. Tant'è, probabilmente il prefetto Rizzi ne accennerà, che una delle strutture di cui si è dotata la Polizia di Stato è il teatro virtuale, che è una sorta di luogo dove vengono riprodotte l'accesso, il sopralluogo, il primo sopralluogo di polizia scientifica, e con dei visori particolari, e all'interno di questo ambiente i giudici, coloro che poi dovranno occuparsi del giudizio, così come in fase investigativa invece il pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari, l'eventuale avvocato, possono visionare materialmente, aprire i cassetti di una stanza, visionare esattamente come si è presentata la scena del crimine nel momento in cui si è fatto il sopralluogo, così come possono essere ricostruite sulla base delle notizie nel teatro virtuale alcune scene come possono essersi verificate.